Ho fatto una rielaborazione del gioco dell'oca sostanzialmente, con l'aggiunta di un dado truccato che nel 90% dei casi fa 6 e che quindi rende non solamente basato sulla fortuna ma anche sulla tatticità il gioco. Quindi sostanzialmente c'è una partenza con un arrivo, il primo che arriva o perlomeno l'ultimo a morire perché comunque è basato sui soldi è colui che vince. Come è nata questa idea? E è nata da un viaggio che ho fatto ehm, presso il Lucca Comics e lì non so, un po' mi sono appassionato diciamo ai giochi di ruolo, quindi ecco perché vi sono tutti quanti i giochi, cioè i dadi tipici e il gioco di ruolo, ma più che altro proprio anche dei giochi a tavolo, comunque fino a prima non ne facevo tantissimo uso. Perché comunque è un gioco, insomma, per l'inverno. Esatto, sì, è principalmente autunnale, io dico sempre, perché comunque deve in qualche modo aggregare la famiglia, cioè deve essere più che altro un'esperienza, un momento che può essere anche uno stop da utilizzare da comunque un movimento continuo che c'è nella giornata, che è quotidiano. Sono la mamma di Ruben e ho curato la parte grafica, diciamo, del progetto, quindi abbiamo creato il nome, abbiamo creato insieme il personaggio e come si può vedere ha la mano in tasca e ci fa immaginare che nella tasca tiene il dado truccato che dà il nome al gioco. L'obiettivo, diciamo, l'insegnamento ludico che predomina, diciamo, nelle varie tipologie del gioco è la gestione del denaro, cioè insegna ai ragazzi delle elementari e delle medie come gestire il denaro e quindi chiaramente l'uso giusto del denaro ti permette di arrivare alla fine, se uno invece è spendaccione arriva a metà del percorso che ha finito i soldi.